Una bomba è esplosa questa sera a Napoli, e se sei tifoso del Napoli, è meglio che ti prepari. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, di quelli che fanno battere forte il cuore. E come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche, con la credibilità e la passione che solo chi vive davvero il Napoli può offrire. Ma prima di svelarti questa novità mozzafiato, lascia subito un like al canale, iscriviti e attiva la campanella. Perché da un momento all'altro potrebbe arrivare una svolta inaspettata. E oggi, il clima nei corridoi di Castel Volturno è di pura tensione e grande aspettativa. Qualcosa di grosso si sta preparando, qualcosa che potrebbe sorprendere anche i più scettici. E adesso ti raccontiamo tutto. Secondo il giornalista Emanuele Cammarotto di NapoliMagazine.com, il Napoli sta conducendo un'indagine seria e dettagliata su un nome di grande peso, Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea. La notizia arriva in tono esclusivo e rivela che il giocatore è stato indicato direttamente da Antonio Conte come profilo di grande interesse. Nkunku, arrivato ai Blues come grande scommessa, non rientra nei piani di Enzo Maresca. E questo apre uno spiraglio che il Napoli potrebbe sfruttare. Il club azzurro non cerca un semplice rinforzo offensivo, la dirigenza vuole un elemento di impatto, decisivo. E non un Okafor del momento. Il profilo ideale è chiaro: velocità, intelligenza tattica, capacità di finalizzare ed utilità per giocare sia sulle fasce che al centro. E Nkunku rispecchia perfettamente tutte queste qualità. Nonostante il suo contratto con il Chelsea sia valido fino al 2029, il club inglese sarebbe disposto a trattare la cessione per una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Ma il Napoli, consapevole delle proprie limitazioni di budget, non intende superare i 35 milioni, valutando anche la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. L'agente di Nkunku, Pini Zahavi, è già noto ai tifosi partenopei. È lo stesso che ha gestito la trattativa fallita per Gabri Veiga, finita poi con il giocatore in Arabia Saudita. Nonostante ciò, il Napoli ha contattato il Chelsea per capire le condizioni di una possibile uscita dell'attaccante. E finché i rapporti tra i due club sono eccellenti, la possibilità esiste. Anche se per ora non ci sono negoziazioni ufficiali in corso. Ma non è tutto. Il reparto offensivo azzurro resta sotto osservazione meticolosa e, secondo Cammarotto, esiste una lista ristretta di 3 o 4 nomi tenuti sotto strettissimo riservo, tra questi i già noti Chiesa, Lookman e ora anche Nkunku. Ma il giornalista ha lanciato un indizio intrigante: il Napoli starebbe ancora nascondendo un nome misterioso. Il famoso Mister Decimo, un profilo fuori dal radar mediatico, che potrebbe esplodere proprio alla fine del mercato e sorprendere anche gli addetti ai lavori. È un momento di pazienza, strategia e mosse silenziose. Giovanni Manna, Antonio Conte e De Laurentiis stanno giocando una partita a scacchi ad altissimo livello. E la prossima mossa potrebbe cambiare completamente la configurazione dell'attacco azzurro per la nuova stagione. E ora vogliamo sentire proprio te, tifoso azzurro. Pensi che Nkunku sia il pezzo giusto per questo nuovo Napoli di Conte? Credi che il club debba puntare forte su di lui, anche considerando il passato complicato del suo agente? Oppure preferiresti vedere arrivare un altro tipo di giocatore? Scrivilo qui sotto nei commenti, la tua opinione conta davvero tanto e alimenta questa comunità piena di passione. E ovviamente, un grande grazie a tutti voi che seguite il canale, vi iscrivete, lasciate un like e contribuite a diffondere questa passione meravigliosa che è essere tifosi del Napoli. Restate connessi, perché con un Mister Decimo in agguato, tutto può accadere. Alla prossima, e forza Napoli, sempre!